168 milioni importanti per tutta l'area vasta del Comune di Cagliari. Speriamo che non sia uno spot elettorale al ridosso del referendum. Quello che serve alla Sardegna è anche una riforma strutturale, una sburocratizzazione delle norme che non consentono agli imprenditori, al tessuto produttivo di evolversi e di espandersi. Quello che il sindaco di Cagliari e il presidente della regione avrebbero dovuto chiedere a Renzi è un accordo sulla continuità territoriale, che è quell'aspetto che blocca i sardi, che non garantisce uno sviluppo, un trasferimento delle merci e l'esportazione di queste nel continente, perché sosteniamo dei costi molto alti. Mi auguro per il futuro, per un futuro prossimo, che il Presidente della Regione e il Sindaco di Cagliari portino questa problematica all'attenzione del Presidente del Consiglio, perché è ora che i sardi riescano a viaggiare in Italia e in Europa al pari degli altri italiani che stanno sullo stivale.